nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa nella vigilia della solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto nei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saulo su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu passerai il mio popolo Israele, tu sarai il capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore
ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. E là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dei morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo ormai giunti al penultimo giorno della novena della Madonna della Salute e continuiamo la nostra meditazione mariana, iniziando da questa affermazione che la Madonna è il capolavoro della creazione, è come il fiore della creazione, la creatura più bella e perfetta che sia uscita dalle mani di Dio. Salutata dall'Arcangelo Gabriele, piena di grazia, la Vergine Maria si pone davanti ai nostri occhi come la pienezza delle perfezioni che sono racchiuse nelle varie creature. Il pensiero che questa creatura tutta luce, tutta splendore è la nostra madre deve colmarci di gioia e di ammirazione. Dio ha voluto rendere Maria incomparabilmente buona e bella affinché i nostri occhi e i nostri cuori non potessero mai staccarsi da lei. La Vergine Immacolata, con la sua bellezza sublime, immacolatizza le anime, le innalza a Dio. Ella è come la calamita dei cuori, come è stata definita anche da alcuni santi, è come un'ancora di salvezza per tanti poveri peccatori. Quanti cuori ha attirato a Gesù Cristo la contemplazione di questa creatura tutta luce e tutta grazia. Quanti poveri schiavi del vizio hanno rinunciato al peccato per mettersi sotto il suo manto materno. E la Madonna non è una avara custode di tutte queste perfezioni, ma le diffonde con generosità su tutti i suoi figli, su ciascuno di noi. E prima di tutto la Madonna ha trasmesso a Gesù tutto ciò che a sua volta ha ricevuto dal Padre Celeste. San Bernardo da Chiaravalle scriveva che Dio ha comunicato per prima cosa a sua madre le qualità e le inclinazioni che voleva ereditare da lei, facendosi uomo. Ha voluto che fosse vergine per nascere immacolato da colei che era senza macchia. Ha voluto che fosse umile per nascere da lei umile e mite di cuore. Ma la Madonna è pure il nostro tesoro, in lei troveremo ogni nostra ricchezza. E Dio ha messo nella Madre nostra tutte le virtù di cui voleva vederci rivestiti. Se faremo della Vergine Immacolata il nostro tesoro, anche noi saremo arricchiti di ogni grazia e raggiungeremo la più perfetta somiglianza con lei. La Madonna ha ricevuto moltissimo, ma si sa, non si riceve se non per dare. E questa è la legge dell'amore che spinge a donare a tutti i benefici ricevuti dalla bontà divina. E quanto più numerosi sono i benefici ricevuti da Dio, tanto più grande deve essere la nostra generosità nell'andare incontro al prossimo.
E se questo vale per noi, che purtroppo tante volte ci facciamo vincere dall'egoismo, a maggior ragione vale per la Madonna, costituita da Dio mediatrice di tutte le grazie. E queste grazie la Madonna non è che le tiene per sé gelosamente, ma le vuole diffondere ai suoi figli, donare a tutti noi. Ecco allora che dobbiamo veramente pregare bene, pregare molto, per ricevere quelle grazie che lei vuole donarci. Apparendo a Santa Caterina Labouré, quella famosa visione con i raggi che si sprigionavano dalle sue mani, Santa Caterina notava come alcuni raggi non erano luminosi, ma erano come opachi, come spenti. Che significavano avevano quei raggi opachi? Erano tutte quelle grazie che la Madonna avrebbe voluto donare all'umanità, ma non poteva farlo. E non poteva farlo perché l'uomo non chiedeva queste grazie, non pregava a sufficienza. Del resto Gesù l'ha detto chiaramente nel Vangelo: chiedete e otterrete. Quindi per ottenere dobbiamo chiedere, dobbiamo pregare. Ecco dunque che la Madonna vuole donarci tante grazie, ma noi le dobbiamo domandare. E così ecco che diventeremo anche noi seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio,
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E ora rivolgiamo la supplica alla Madonna. Uniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Rendiamogli grazie perché l'ha voluta amata e venerata sotto il titolo di Madonna della Salute, e sapendo che ascolta sempre le preghiere della madre del suo Figlio, supplichiamo con fiducia dicendo: guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. O Dio immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana, per sua intercessione guidaci sulla via della santità. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del Figlio tuo. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu hai costituito Maria madre di misericordia. Fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori. Dona a tutti pace e salvezza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo Figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai incoronato Maria Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che ci hai salvato dalla peste di un tempo, preservaci oggi dalla peste morale che colpisce le nostre contrade, la nostra città, i giovani. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Tu che hai tanto amato gli uomini da voler mandare tuo Figlio ad abitare in mezzo a loro, guarda con occhio paterno alla nostra Trieste, che crede e spera in te. Ascolta le sue preghiere che ti rivolge attraverso Maria, Madre della Salvezza. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Fa che la tua Chiesa sia un cuore solo e un'anima sola. Dona a tutti di perseverare unanime nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. O Maria, salute degli infermi, prega per noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua sanità di anima e di corpo, per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, liberaci dalle tristezze della vita presente e facci conseguire la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Regina della grazia, il tuo Figlio è mio Signore, Re del cielo e della terra.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente, il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo, il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Recito ora, come ad ogni Cristo Re, la preghiera, la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, molti disprezzando i tuoi comandamenti ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira il tuo cuore sacratissimo. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. O Beatissima e Dolcissima Vergine Maria della Salute, prega per noi peccatori che con tutta umiltà e fiducia ricorriamo a te. Con la potente tua intercessione presso Gesù nostro Signore, liberaci da ogni peccato, difendici nelle tentazioni, consigliaci nei dubbi, consolaci nelle afflizioni, assistici nell'infermità e preservaci dalle malattie contagiose, dalla fame, dalla guerra e da ogni flagello. Amen. Madonna della Salute, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Padre Santo, il Creator, ogni vecchia libertà, sei tu sapienza del tuo splendor, immacolata tua innalzata. Amen.
3 things to do for this Sunday in the territories of the ancient county of Gorica. One of the 3 things absolutely must be done before the end of the world. So one of the 3 things you must come and do in these territories that are also those of Gotwu 1025. Let's start with our first choice. Here it is in St. Ignatius. Here it is one of the many celebrations, the St. Ignatius, that is of the construction of the church in the city center in Victory Square. As you can see from the Promotorismo FVG website, 300 years of St. Ignatius. This is a part of the poster with the parish of St. Ignatius inaugurating some events and talking precisely about what was done in the 723. But we talk about that later. Promotorismo's fact sheet. Here it is. St. Ignatius Church, Victory Square, Sunday, November 26, 2023, in Gorizia. There are a variety of times, a small description. In 1623, Christopher Taus finished the facade of St. Ignatius Church to celebrate the 300th anniversary of St. Ignatius Church and to learn more about one of Gorizia's most important and well-known monuments. Today's afternoon will be dedicated to art with the following events. At 17 o'clock, the possibility of visiting one of the women's galleries, having an unusual view of the church that also allows a closer look at the ceiling frescoes. And at 17:30, conference by Father Andrea Dell'Asta, who entered the Society of Jesus after studying architecture, the work of Andrea Pozzo, and Baroque spirituality, that will provide a rereading of the work of Christopher Taus in the context of 18th century European culture. There will also be Baroque music offered by violinists Carlo and Laura Grandi. And that is the first thing to do for this Sunday in the territories of the ancient county of Gorizia. The second thing to do, we move and go to Monfalcone with a historical thing in the city of shipyards. That is the 19th Canta Festival della Bisiacaria, the Sanremo Festival of Bisiacaria, if you will, on Sunday, November 26th at the Bonesi Municipal Theatre in Monfalcone. This is the poster in the Promotourism card 20:30 o'clock, Monfalcone Municipal Theatre, Marlena Bonezzi, Corso del Popolo 20, Monfalcone is free offer. Description: the gala evening with the Bisiaco Festival, an evening show filled with surprises and fun. Artistic direction Giancarlo Blasini, musical direction Roberto Montanari. 10 songs in the competition. The winning song will be crowned thanks to the votes of the 3 juries of the artistic public and the municipalities. Carlo Blasini and Cristina Allegra will present. Please note that the guest will be cabaret performer Giovanni Cacioppo. As for reservations, 0481 411 525. And that is the second thing to do for this Sunday in the territories of the ancient county of Gorizia. The third thing to do, we go back to the right Isonzo and we go to Cormon's curtain guys traveling with the Little Prince. Let's see the Promotorismo card. Here is the photo of the actors, the Promotorismo card. Sunday the 26th of November at 16 o'clock in Cormon's at the Cormon's Municipal Theatre. There is a fun and exciting way to spend a Sunday afternoon with the family, young and old, together in the theatre, to experience magical moments and let the imagination and the journey with Little Prince fly. This childhood classic encourages us to do something that is not always easy, to see with the heart, to feel deeply, to not stop at appearances. And this is the third thing to do for this Sunday in the territories of the ancient county of Gorizia, Cormon's Municipal Theatre, 16 o'clock, organized by associated artists. And these are the 3 things to do for this Sunday in the territories of the ancient county of Gorizia, which are also those of Geo 2025, territories on the border between Italy and Slovenia. That's all we said for today. That's all we have. We thank you for staying with us. If you pass through our parts and subscribe to the page, you allow us to be company for more and more people. That's all we said for today. We will see you next week, same place, same time. Bye.